Ciao a tutti piaderoli, questo è il primo di una serie di bollettini che volevo fare per quanto riguarda il gioco di Eredan ITGC, dove praticamente io ogni settimana diciamo, vi dirò le novità che avvengono all'interno del, scusate, del gioco. Per cui questo qui è il primo e riguarda la settimana dal lunedì 23 aprile a venerdì 27 aprile 2012. Per cui partiamo subito con la prima novità. Allora, partiamo dalla prima novità. La settimana prima, era stato indetto un concorso chiamato di Miss Erdan, praticamente il personaggio femminile preferito tra tutti i giocatori, quindi tutti i giocatori dovevano votare fra queste che vedete il personaggio femminile che gli piaceva di più. Allora, adesso vi faccio vedere vi spiego chi sono le partecipanti e partiamo vado in ordine verso destra partendo dall'alto. Quindi la prima che vedete è Coratia Fedele di Nemaria, che è praticamente un personaggio della Gilda appena uscita della regione runica. Poi abbiamo Safira Lazil, questa che vedete col pupazzettino, che praticamente, come dice anche il suo nome, rappresenta i guerrieri di Zil. Poi abbiamo Kimiko, questa che sembra tipo una geisha, che praticamente rappresenta invece i cortigiani. Melissandra, quella che sta a bordo di questo lupacchione, che rappresenta invece i cuori di linfa. Poi abbiamo invece l'arcimaga Anriena, che praticamente rappresenta invece i Noz, i maghi. Poi andiamo nella fila in basso, che abbiamo Odio, che invece rappresenta i neantisti. Abbiamo invece Azalis vedova 5 volte, che invece rappresenta i pirati, questa che vedete col fucilone in mano. Abbiamo Ayako, che invece rappresenta i guerrieri di Kotoba. Poi abbiamo invece Sakina, sacerdotessa di Naptis, che praticamente invece rappresenta i nomadi del deserto. E abbiamo Damajane, l'ultima, che rappresenta invece i mercenari. Allora, il primo turno è finito. Sono quelle che hanno preso più voti, sono, come penso immaginate anche voi perché sono le più carine, sono Coratia Fedele di Nemaria, che praticamente ha totalizzato 4.607 voti, e Sefira Lazil, che invece ha totalizzato 1.648 voti, che non poco più degli altri partecipanti, quindi ha spopolato proprio la sacerdotessa della regione runica, direi. E quindi adesso il 4 di maggio verrà fatto, ci sarà lo scontro diretto, sempre a votazione da parte dei giocatori, tra questi due personaggi che hanno ricevuto più voti nella prima fase. Quindi direi che per questo argomento è tutto qua. Poi, un'altra novità che è venuta fuori in questa settimana qua, che praticamente ogni settimana succede questo, il di mercoledì. Una settimana escono delle nuove carte e una settimana invece aggiungono un evento o fisso o temporaneo della modalità avventura. Questa settimana qui è uscito un nuovo evento, che adesso vi leggerò praticamente un po' la premessa che hanno scritto. Allora, si chiama l'evento La tomba di Rimnir, praticamente riguarda gli elfi del ghiaccio. L'avatar di Sorra non c'è più, ma la sua presenza ha per sempre modificato le terre di Gwem. Se c'è un popolo che ha sofferto più degli altri, questo è quello degli elfi del ghiaccio, adesso espatriati ben lontano da casa loro. Ylith, la profeta, è scossa, da qualche notte ha iniziato ad avere strane visioni. Lei vede un guerriero del passato caduto a causa di una grande battaglia contro degli invasori venuti dal sud. Dopo aver passato tanto tempo ad interpretare queste visioni, ne comprende la fine. Miei amici, il ghiaccio non nasconde più la tomba di Re Rimnir, che c'è un nome stranissimo. I nostri antichi nemici del sud possono profanare questo luogo sacro e violarne le ricchezze. Dobbiamo intervenire e partire immediatamente verso il nord. Dobbiamo essere coraggiosi perché gli dei ci metteranno alla prova. Come fare? Adesso qui ti spiego come fare. Per procedere alla tomba di Rimnir è necessario realizzare vari trofei, che adesso vi spiegherò quali. Questi, che possono essere ottenuti unicamente nella modalità avventura di Eredan ITG, vi propongono nuove sfide da completare. I trofei e la campagna sono disponibili fino a martedì 1 maggio, quindi non manca tanto. Adesso per questa volta l'ho fatto un po' in ritardo per vari motivi, però da adesso in poi il bollettino cercherò di farlo sempre venerdì, farlo uscire sempre venerdì durante il giorno. Allora, le ricompense che potremo ottenere da queste missioni sono, adesso le vedrete mano a mano in basso a sinistra.
Il personaggio già all'evoluzione massima, questo è un personaggio che ti danno proprio per culo, nel senso che avete delle probabilità di tenerlo una volta arrivato all'ultima missione, ancora io non ce l'ho fatta, ve lo dico. Rimnir, o come cazzo si chiama, praticamente è un PG non morto, elfo del ghiaccio, classe Berserk, e ha 1 di spirito, 8-9 di attacco minimo e massimo, 1 di difesa, 16 punti vita. Praticamente se gli attivi il bonus di Ira prende più attacco più 1 lui più gli altri tuoi elfi del ghiaccio, no, gli altri tuoi berserk, no, non elfi del ghiaccio. Poi alla fine del combattimento, se lui porta 2 armi dello stesso tipo, guadagna un punto vita. Nei giri dispari guadagna 2 di difesa, come bonus di giro. Poi possiamo ottenere adesso 3 oggetti, armi, che secondo me sono molto potenti per un mazzo elfi del ghiaccio. Praticamente abbiamo la corona di Hrimnir, oggetto gioiello unica, dà spirito più 1 e riduce di 1 i danni magici ricevuti. Poi se viene equipaggiato un elfo del ghiaccio, ricerca nella mano o nel mazzo un artiglio destro, c'è l'artiglio destro di Hrimnir, come cazzo si chiama? Quel nome del cacchio, non ce la faccio a dirlo bene, e lo gioca subito dopo. Poi abbiamo invece l'artiglio destro, che è quello che ti ricerca la corona. Sono tutti unici, ce ne puoi tenere solo una copia nel mazzo di ognuno di questi oggetti. Poi invece l'artiglio destro praticamente ti dà l'attacco più 2 minimo e attacco massimo più 1. Se è giocato da un berserk, artigli sinistri di Hrimnir presenti nel tuo mazzo o nella tua mano vengono giocati subito dopo. Gli artigli sinistri praticamente danno attacco più 1 minimo e più 2 massimo, e se il tuo personaggio ha il suo bonus di ira già attivo, ti dà attacco più 1 supplementare. Ed è ambidestra con gli artigli, perché se un'arma non è ambidestra, se viene equipaggiata, toglie l'arma che c'era prima praticamente. Per quanto riguarda invece le missioni che che dovrete fare, sono prima di sbloccare la missione del re Rimnir, sono 4. Praticamente nella prima dovrete usufruire del bonus d'ira, mi sembra 30 volte, perché l'ho già fatte. 30 volte solo durante però la modalità avventura. Io vi consiglio di fare il tesoro di Zal, perché praticamente c'è la campagna del tesoro di Zal di fare la terza missione, convincere, perché praticamente con 5 punti energia potreste arrivare a fare 6 punti su 30, e quindi farlo abbastanza brevemente, i complessivi 30, e per farlo vi consiglio, dovete avere un mazzo con la possibilità di usare l'ira, insomma, che ci sono un paio, 2 o 3 carte che ne danno la possibilità, ma solamente con un mazzo elfi del ghiaccio. E poi di aggiungere all'interno del mazzo 3 sbadataggini, che come dovreste sapere è quella carta che permette di togliere, di eliminare una carta portata o da me o dal mio personaggio o dal personaggio avversario nel momento in cui viene giocata, in modo tale da togliermi l'ira. Mi tolgo la carta che mi crea l'ira, così il mio personaggio torna normale, la riuso il turno dopo, che ritocco quel personaggio lì, così almeno faccio prima. Posso arrivare a 6 punti ogni volta. E poi abbiamo la seconda missione invece, che bisogna uccidere 50 personaggi all'interno dell'avventura sempre, e per fare questa missione vi consiglio sempre il tesoro di Zal come campagna, perché è quella che comunque ha meno punti, e poi soprattutto ce n'è una qui nel tesoro di Zal di missione chiamata Ritrova Malandrino, che praticamente vi compaiono 3 personaggi avversari che sono delle casse dei barili. Una volta uccisi questi 3 personaggi vengono rimpiazzati 2 dei mostri e 1 da malandrino, quindi praticamente vi conta sempre 6 punti ogni volta che fate questa missione. Attenti però che se uccidete subito il malandrino vi finisce la missione, quindi dovete uccidere le 3 casse e poi i due mostri selvatici, e poi per ultimo malandrino. Se per sfiga non ce la fate prenderete 5 punti, quelli che sono. Poi come terza missione invece dovrete uccidere 5 boss, ovvero comunque 5 missioni finali di una campagna, per poi sbloccare il trofeo. Questo è abbastanza semplice, ci saranno 5 boss che avete già ucciso, basta che ripetete quelli. Poi come quarta missione invece è quella un pochettino più complicata. Si divide in 2 parti. La prima dovete fare perfect nella missione convincere, quello che vi ho consigliato per fare la prima missione, e qui è abbastanza semplice.
perché sono personaggi comunque abbastanza deboli, fatevi un mazzo prevalentemente difensivo e dovreste riuscire a farlo abbastanza facilmente. L'altra parte è un po' più difficile. Praticamente nella campagna Figli del Vulcano dovrete nella prima missione, la missione di Ares, sarete con Ares il bruto all'ultima sua evoluzione contro Golem Harlock. Qui io l'ho fatto utilizzando un po' di favori di Eredan, però se dovete utilizzare i favori di Eredan utilizzate solamente quelli difensivi, in quanto dovrete per riuscire a sbloccare il secondo punto vincere la partita, vincere la missione con 15 punti di scarto nello score finale. E per fare questo, se potenziate l'attacco con i favori di Eredan, rischiate di uccidere l'avversario nei primi 2 turni e rischiate di non riuscire ad arrivare a 15 punti in più dell'avversario, quindi aumentate solamente la difesa, così almeno vi fate infliggere meno danni, ma voi fate almeno 3-4 attacchi in modo tale da permettervi di riuscire a battere l'avversario con più di 15 punti di scarto. Io l'ho fatto abbastanza facilmente. E poi arriviamo all'ultima missione, che è quella che ti fa sbloccare praticamente tutto, di quegli oggetti che avevo dato prima, dove dovrete combattere contro il re Rimnir, ma non quello che vi dà cioè non con le caratteristiche della carta che vi viene data se lo riuscite a vincere, ma con delle caratteristiche ben più forti che adesso vedrete, perché vi faccio vedere uno spezzettone dove l'ho affrontato. Buono, eccoci qua. Allora, praticamente io uso i guardiani del tempio, perché utilizzo il potere della sacerdotessa per ridurmi i danni. Ho messo molte cure, risplendore per scambiare i bonus e sbadattaggine per togliergli le aure glaciali che gli danno una difesa della Madonna, tipo queste che sto giocando. Lui non è lo stesso PG che ti daranno, è più potente ovviamente, perché si ha una modalità avventura ed è unico ed è solo contro 3, e ha diverse caratteristiche, a parte 50 di vita. E praticamente lui nei giri dispari infligge 3 danni a un personaggio tuo a caso e ne guadagna 3 punti vita. Quando guadagna su bonus di ira ti toglie tutte le carte attaccate dai tuoi personaggi e prende all'inizio del turno attacco più 1 per ogni carta diversa nello scarto tuo, che può arrivare fino a 8, tipo per dire. Infatti se vedete adesso quando attiverà la sua ira mi toglierà la carta che ho attaccato su Gemena. E infatti è andata via. Poi adesso gioca la corona che praticamente va a ricercare gli altri 2 artigli e arriva già a essere un 14-16 di base, senza i potenziamenti, pensa un po'. Però a me mi va bene perché comunque lo riesco a battere, più si potenzia lui più lo riesco a battere in fretta. Perché adesso infatti vedete, curo e scambio i bonus, vedete che come si pompa. Curo e scambio i bonus, adesso lui poi mi fa anche dei danni, cerca di farmi anche dei danni magici e diretti, che comunque io avendo la marcia forzata riesco bene o male a parare. Infatti mi fa solo danni d'attacco, scambio e comincio già a fare danni considerevoli. E quindi la strategia è poi questa, adesso avete buona pescata, sbadattaggine. Con lei che non può usare il risplendore, cerco di togliere, vedete che con 2-3 attacchi è già lì a 7 di difesa, con quelle cacche di aure glaciali che danno dei più 1 permanenti ogni volta che subisce dei danni. Allora cerco, è essenziale che vengano tolte queste carte qua, perché sennò lui arriva tipo al 7º-8º turno che arriva a 12 di difesa, tipo per dire, perché poi dopo ne giocherà anche un'altra. Invece così pum lo riporto a 1, sacrificandomi il personaggio. Poi io l'ho già fatto la missione, la parte che devo perfettarlo, quindi a me va bene anche così. Meglio perché lei è tanto inutile, nel senso che non potendo usare il risplendore è un PG che è solo difeso, cioè mi serviva solo la sua abilità di base, praticamente, che riduce di 1 i danni che subiscono i miei guerrieri del tempio. E via. Cura, quindi lui usa un altro aura glaciale. Pensate se ne avesse 3, che ogni volta che subisce danni prende più 3 permanente. Diventerebbe devastante. Quindi è essenziale avere le sbadattaggini. Qui scambio i attacchi difesa, pum, 15 danni. Diventa abbastanza pesante. Lui riprende il suo bonus di ira, io non ho niente attaccato, quello che mi serviva l'ho già usato all'inizio. E adesso, buona pescata.
con Neante divora tutto, mi riprendo il risplendore nel cimitero. Qua c'ho il PG pieno, quindi non ha senso che curi, e quindi con la sbadataggine adesso gli tolgo anche l'ultima aura glaciale, così proprio faccio danni pieni. Ok. Quindi tolgo l'aura glaciale, pam, torno a 1 di difesa e mi vado a prendere adesso nel cimitero il risplendore. E scambiamo i nostri due attacchi. Lui torna all'attacco base. Pum, 18. E il prossimo turno praticamente morto. Perché io adesso ho ancora un risplendore nel mazzo, eccolo. E quindi dovrei riuscire anche a salvarmi il personaggio, perché mi faccio misericordia, che ricordo che cura pari ai danni subiti dall'inizio della partita del personaggio diviso 2. Curo e cambio di nuovo l'attacco. Lui adesso poi si potenzia pure, ma tanto gli assorbo tutto. E via. Lui si potenzia ancora, io divento pam, un 20-23 d'attacco. E basta, e praticamente l'ho sconfitto. Buono, per questo bollettino è tutto. Vi ringrazio per l'attenzione, spero vi sia piaciuto a quelli che già giocano ad Eredam e quelli che invece ancora non giocano ma magari sono incuriositi a cominciarlo. Se vi lascio in descrizione il link per magari potervi anche iscrivere come miei figliocci, che non so se per voi è un onore, ma mi farebbe piacere. Per cui vi ringrazio comunque per l'attenzione e al prossimo bollettino, venerdì prossimo. Alla prossima. Ciao Piederoli.